Vendere Sicilia, Campania e Sardegna all'America o a qualche miliardario è l'ultima sparata in ordine di tempo di Mario Borghezio. L'europarlamentare leghista lancia quest'ultima geniale trovata durante un noto talk show, nel corso del quale afferma: la mafia in questi territori del sud è saldamente radicata, quindi continua, visto che si tratta di zone completamente improduttive e considerato che non vi si riesce ad estirpare il malaffare, unica soluzione che Monti dovrebbe adottare è quella di venderle, poiché rappresentano una palla al piede per lo sviluppo del paese. Ma Borghezio dunque continua a far parlare di sé con le sue provocazioni, con le sue prese di posizione. Dopo aver invitato le forze dell'ordine a sparare agli immigrati, dopo aver disinfettato con tanto di alcol alcuni scompartimenti di un treno affollato di extracomunitari, ecco la nuova sortita di Mario Borghezio, una dichiarazione ad effetto dal probabile sapore di far distogliere l'attenzione dalle vicende della Lega invischiata come non mai negli scandali. Borghezio continua dunque ancora imperterrito a cavalcare l'onda secessionista della parte più radicale del partito di Umberto Bossi. E ovviamente le parole di Borghezio hanno suscitato reazioni e polemiche, soprattutto in Sicilia e nei leader dei partiti territoriali come l'MPA e Grande Sud. Giuseppe Rena, deputato nazionale autonomista, chiede l'intervento di Napolitano per mettere fine all'intollerabile atteggiamento di uomini delle istituzioni. E Michele Cimino, deputato regionale di Grande Sud, definisce Borghezio arrogante ed ignorante, simbolo assoluto della decadenza leghista. E non mancano le provocazioni, come quella di un noto deputato campano che vorrebbe vendere Borghezio alla Tanzania, e come quella di un'imprenditrice di Siracusa che offre un soggiorno gratuito in Sicilia a Borghezio per ricredersi.